Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries. Forse con un braccio, Floro Flores rientra sul destro, Floro Flores! Antonio Floro Flores non esulta, ma segna un gol che potrebbe essere fondamentale per la salvezza del Sassuolo. 1-0 al 16° minuto. Finta di Berghessio, Monzon! 1-0 Catania, Monzon ha calciato forte nell'angolino. Il Catania è in vantaggio al 22° del primo tempo. Peruzzi già ammonito, secondo giallo nel rosso. Che ingenuità! Ancora una sventagliata in avanti a cercare Cristaldo. Arriva Cristaldo, arriva Christodouloulos. Christodouloulos calcia male, Cristaldo sul palo. Poi Garic. Non ci posso credere. Cristaldo, Frison, poi Garic che la mette dentro. Rolin in calcio d'angolo. Occhio allo spiovente, prova Bianchi, poi Ibson, traversa di Ibson. Berardi dentro, Biondini! Davide Biondini porta in vantaggio il Sassuolo al 21° minuto, secondo gol in campionato. 5 del Chievo in area a saltare, esce a vuoto Avramov, colpo di testa di Dainelli. Dainelli per il gol dell'1-0, il Chievo in questo momento sarebbe in salvo, il gol che fa un campionato. Movimento di Bianchi in area di rigore, c'è anche Conè, prova Conè a mettere dentro, acqua fresca, deviazione, mentre vorrebbero il calcio di rigore quelli del Bologna. 11-0 gli angoli per il Bologna, prova acqua fresca, poi Morleo! Morleo! Pareggio Bologna! Con un sinistro davvero micidiale, Morleo ha pareggiato per il Bologna. Morleo, attaccato da Rinaudo, è tutto buono, fa giocare Rocchi, è partito Monzon, sembrava fallo di Rinaudo, palla buona per Berghessio, insiste Berghessio nell'azione d'attacco del Catania, ancora Berghessio, 2-1 Catania, ha raddoppiato Berghessio su un'azione che vedrà adesso tutto il Bologna protestare con Rocchi. Magnanelli, un'occhiata al centro, Sansone! È buono, è 3-2 Sassuolo, è 3-2 Sassuolo, Nicola Sansoni. Berardi da solo in mezzo a tre, punta De Maio, ancora Berardi, si allarga sul sinistro, Berardi, poi la conclusione di Floro Flores, eccolo il poker del Sassuolo al 44° minuto, e 4-2 con il Genoa, il Sassuolo è aritmeticamente salvo. Tempo scaduto, il Sassuolo vince, perde il Bologna, si spalancano le porte del paradiso per gli emiliani. Fischietto le labbra per Doveri, il Chievo Verona espugna Cagliari, vince 1-0, il gol di Dainelli, il Chievo resta in Serie A. Finisce qui al Dallara, finisce con la vittoria del Catania, inutile per tutte e due. Il Bologna in Serie A dal 2008, il Catania dal 2006 abbandonano tristemente la scena del massimo campionato.
delusione di domenica è tutta qui in questi pochi minuti che riassumono i 90 più recupero che ci hanno tenuto incollati davanti alla TV per chi è rimasto a casa, ma che a maggior ragione hanno fatto soffrire i tifosi che sono partiti in massa alla volta di Bologna. Il Catania non ce la fa, il Catania retrocede dopo 8 anni di emozioni nella massima serie, ma il primo applauso di questa sera va ai tifosi che sono partiti, che nonostante tutto, nonostante le speranze salvezza del Catania fossero davvero esigue per non dire impossibili, ci hanno creduto, hanno affrontato sacrifici economici e non solo per partire, purtroppo sono tornati con questa cocente delusione. Allora ragazzi, ciao a tutti, qualcuno di voi è stato in trasferta, quindi poi ci racconterà, anche se sicuramente c'è anche ben poco da dire, e probabilmente la retrocessione in questo modo arriva nel modo peggiore, perché dopo aver gioito, sofferto per 90 minuti e aver portato davvero questo risultato a casa, insomma tutto è inutile, ne parleremo ampiamente, però salutiamo i cugini. Ciao Valentina. Oggi sì, anche voi siete delusi, amareggiati, ma tanto già si sapeva da un bel pezzo. Già si sapeva, l'abbiamo ripetuto tante volte, quindi ormai... L'unica cosa che non abbiamo capito e ci rammarica ancora di più è capire queste ultime prestazioni, perché sono venute solo alla fine magari, e poi ne parleremo in puntata però. Sì, perché siamo svegliati all'ultimo. Sì, esatto, giusto per farci addannare un po' di più. Vabbè, insomma, suspense fino all'ultimo. Salutiamo Sofia Tamà dell'agenzia Casteldiva di Aci Castello. Anche tu, Sofia, purtroppo hai questo volto scuro, che abbiamo un po' tutti, anche se eravamo preparati poi a questa... Insomma, per come è andata, poi qualcuno in fondo ci ha creduto ed è giusto che sia così. Alla mia sinistra Daniele Di Frangia, responsabile di Catania46.net, la postazione web. Buonasera Valentina, buonasera a tutti. Sì, postazione web, siamo pronti a leggere anche i vostri commenti, scriveteci sulla pagina Rossazzurri Sesta Rete. Già ho visto, sono arrivati un bel po' di commenti. Sì, sono arrivati un po' di commenti. Qualcuno litiga anche tra di loro, i tifosi litigano. Vabbè, ci sta pure. Comunque lasciate le vostre considerazioni, insomma ne parleremo durante la puntata. Salutiamo Luca Maugeri della Taz Animazione Spettacolo, qui come sempre in duplice veste di vignettista e catanese juventino. Buonasera a tutti. Guarda, io ho visto la partita in un club rossazzurro, mi hanno invitato e sono andato a vedere questa partita, dove tra l'altro avevano sistemato sia un televisore dove c'era la partita del Sassuolo e uno dove c'era quella del Catania. Quella del Chievo? Quella del Chievo, scusa, erano proprio tutti e tre, hanno sistemato queste cose così, tipo. E la cosa che a me ha fatto veramente un po' far riflettere e soprattutto mi ha lasciato male, sai cosa è stato? Intanto vedere le facce di tutti i tifosi che ci credevano. Io ti dico la verità che ai gol del Catania ho esultato eppure tanto, perché a un certo punto ho detto ragazzi ce la possiamo fare. Cioè, poi però vedere, per chi ama il calcio e per chi ama il bel calcio e per chi vuol vedere una bella partita, vedere come viene fatto quel gol dal Chievo, che mi è saputo più che di biscottino di pasticcino. Cioè io ho visto un portiere che esce e non si sa dove stava uscendo. 2 falli. Non si sa perché sviene all'improvviso. Allora c'era una carica sul portiere. C'era una carica sul portiere perché c'è stato un giocatore che praticamente ha fatto una chiara ostruzione tipo al portiere con il corpo e a spalle alte, poi si vedrà magari sicuramente il gol. Poi non solo, il gol di chi è che ha segnato fa sicuramente ponte sopra gli altri. E poi sinceramente, cioè ho visto proprio come se tutto fosse già scritto. Luca, ma scusami, questa dietrologia, se fino alla settimana scorsa anche noi avevamo pronosticato un Cagliari super combattivo, come in realtà è stato. Ma guarda, ovviamente sono ironico, sì, ovviamente Luca. c'è l'ironia di base. Noi avevamo detto che ci aspettavamo un Cagliari, un Genova ovviamente con coltello tra i denti, sì, esatto. Esatto, però il Cagliari in realtà poteva reclamare anche per un rigore che non è stato dato, perché c'è stato un rigore netto che non è stato dato. Io ti dico, guardo la partita proprio da appassionato di calcio e vedere certe cose a me fanno sinceramente un po', lasciano basito, come vedere da un lato la partita che comunque poi ho visto anche Juventus-Roma, è una vergogna da parte sia dell'uno che dell'altra. Non è stata una partita di calcio, ma è stata una partita di calci, ecco. Va
Va bene, salutiamo Mario Cardone, pronto come sempre con le sue statistiche. Mario, oggi di che cosa parliamo? Perché c'è poco da dire, però ci proiettiamo. D'altronde abbiamo parlato di Serie A praticamente tutto l'anno per più di 20 puntate. Oggi alla fine parleremo un po' del campionato di Serie B, perché si sono dette molte cose. Io stesso ero curioso di verificare quanto fosse effettivamente difficile questo campionato. Vedremo cosa salta fuori dall'analisi che ho fatto. E allora andiamo a salutare gli ospiti di questa sera. Alla mia destra è tornato a trovarci l'unico e inimitabile Antonio Monforte. Antonio, ciao. Scelgo poi gli aggettivi, quelli che proprio ti rappresentano maggiormente. Tu sei senza parole. No, anche perché sento dire, c'è gente che si scandalizza perché all'ultima giornata succedono delle cose che effettivamente non sono belle per chi ama lo sport e il calcio, però è anche vero che di queste schifezze ne abbiamo anche usufruito noi tante volte, quindi voglio dire... Di queste schifezze abbiamo Sì, certo, quindi voglio dire, non è che ci dobbiamo scandalizzare, allora non bisogna scandalizzarsi solamente quando le cose riguardano gli altri, quindi scandalizziamoci anche quando di certi favori o di certe, diciamo, barzellette calcistiche, come hai detto tu. Siamo protagonisti anche noi, ecco. Salutiamo il presidente Giuseppe Bosco, presidente della Domusbet Catania Beach Soccer. Buonasera presidente. Buonasera. Una giornata anche importante questa, perché poi ne parleremo ampiamente, vedremo anche qualche immagine. È stata presentata all'Euro Winners Cup 2014 di scena dal 3 all'8 giugno a Catania, quindi davvero un grande prestigio per la nostra città. Bene, come ben dici, abbiamo fatto oggi il sorteggio ufficiale, siamo andati in 160 paesi collegati e abbiamo preso un girone secondo me alla nostra portata, speriamo di passare il girone e poi aspetto tutti i tifosi del Catania dal 3 all'8 giugno a ricoprire le amarezze di domenica. Sicuramente la sua squadra ci darà le soddisfazioni che non abbiamo avuto quest'anno. Accanto al presidente ho il piacere di salutare e ringraziare un amico della nostra emittente, Ettore Tortorici. Ciao Valentina, grazie per l'invito. Un uomo di spettacolo a 360 gradi, anche con te, voglio dire, ho difficoltà a trovare l'aggettivo che ti rappresenta. Grazie, gentilissima. Posso dire la mia? Certo. Si parlava di Genova, del Genova che ha giocato contro il Sassuolo, si parlava del Cagliari che ha giocato contro il Chievo. Però io credo che i giochi sono stati fatti nella vergognosa partita di Firenze, dove è impensabile che il Sassuolo possa rifilare 4 gol alla squadra di Montella. Lì è stato veramente uno scandalo e sono concordo con quello che ha detto giustamente Antonio, che tutto questo succede sempre, quindi non dobbiamo più di tanto scandalizzarci, però ci amareggiamo in maniera forte. Purtroppo noi quella partita Fiorentina-Sassuolo l'abbiamo vissuta praticamente in diretta. E poi la cosa che più mi sorprende, come è stato permesso al Sassuolo di giocare dopo la partita con la Roma. Cioè quella partita andava fatta in contemporanea con la partita col Catania, quindi poteva giocare benissimo anche il martedì il Catania, perché qual è il problema? È un argomento che riprenderemo perché ci dobbiamo fermare per la prima tassativa pausa pubblicitaria. Sicuramente scandaloso che partite importanti che riguardino o la lotta a scudetto o la lotta a salvezza si doveva giocare in contemporanea, si giochino non in contemporanea. Ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.